Come vedete, ognuno ha la sua ricetta. Ugias, l'Italia dei Valori in particolare, punta sulla lotta alla contraffazione e alle frodi alimentari e sulla richiesta di più credito alle imprese. Voi proponete in maniera specifica un tasso soglia per il credito alle imprese. Sì. Tutto questo basta restituire la competitività alle nostre aziende? Ma tutto questo va inserito in un discorso generale. L'euro così com'è è destinato a far crollare il sistema monetario unico. La nostra differenza rispetto alle proposte che arrivano dal Movimento 5 Stelle, oggi mi sembra di recepire qualche leggero aggiustamento da parte della componente di Fratelli d'Italia, è che noi dobbiamo fare di tutto per cambiare questa rigidità. Qualsiasi soggetto troppo rigido è destinato a spezzarsi, anche un aereo ha una sua flessibilità, anche una nave ha una sua flessibilità. Se non si accompagnano le politiche monetarie, le politiche di fiscalità generale, alle politiche bancarie, è destinato a rovinarsi il sistema. E mi esprimo proprio con l'esempio che stava dicendo lei. Noi non possiamo avere una moneta quotata alla pari all'interno dei 18 paesi dell'Eurozona e avere tassi di interesse che, a fronte di uno 0,25 che è dato dalla Banca Centrale Europea, in Italia la Banca d'Italia prende quel denaro a quella cifra e da noi, quando lo eroga alle imprese, lo eroga all'8-10%, quando lo eroga alle famiglie per il consumo lo fa al 12-15%, ma è sempre quello 0,25% che in Germania consente un'erogazione al 2-3% per le imprese, al 4-5% per il credito al consumo. Allora, mi dica lei se un'impresa si deve stabilire, chiedere un credito per aprire uno stabilimento, se lo fa in Italia piuttosto che lo fa in Germania. Oppure dal punto di vista della politica fiscale, non è tollerabile che da noi la pressione della fiscalità generale sia al 40% e in Irlanda al 12%. Ugias, anche Italia dei Valori è per un sì condizionato alla permanenza nella zona euro, ho detto correttamente? Quali sono le vostre condizioni? No, noi siamo per un sì, diciamo che però il sistema è destinato ad implodere se non si attuano dei cambiamenti. Quali cambiamenti? I cambiamenti sono una politica monetaria, una politica fiscale armonizzata. Dicevo prima, non si può avere una fiscalità generale dal 40% in uno Stato al 12% in uno Stato, perché altrimenti vediamo quello che è successo di società che hanno la sede in Irlanda, poi operano in Italia con contratti... La interrompo, l'armonizzazione di una politica fiscale è graduale, una cosa grande che prevede altra cessione di sovranità. È necessaria, occorre armonizzare, non si può dare una cessione di sovranità totale sulla moneta mantenendola sulle politiche generali. Facevo l'esempio poc'anzi del tasso di interesse, 0,25, se non si stabilisce, come noi diciamo, un tasso soglia usura parametrato allo 0,25 della BCE, si avranno delle sperequazioni che sono destinate a far implodere le imprese. Questo è soltanto i contratti di lavoro. I contratti di lavoro non possono avere queste sperequazioni tra un lavoratore che ha un contratto in Romania, in Bulgaria, o un lavoratore che ha un contratto completamente diverso in Italia. Ecco, o armonizziamo oppure salta tutto il sistema. Noi vogliamo che questo non salti, ma che venga armonizzato. Quindi dobbiamo prenderne necessariamente atto, dobbiamo andare in questa direzione. Lo possiamo fare anche attraverso politiche di carattere generale, mettendo innanzitutto gli interessi dei cittadini davanti a tutti, perché una cosa che va denunciata è questa, perché certe volte non si riesce a fare gli interessi dei cittadini, perché valgono le logiche dei governi, perché valgono le logiche dei gruppi generali, e invece occorre necessariamente fare quello che l'Italia dei Valori fa in Italia, stare dalla parte dei cittadini.